Garibaldi, quindi abbiamo la storia dentro questa piazza. Le squadre a cavallo effettuano attività di controllo del territorio, nelle aree verdi, nei parchi cittadini, vengono impiegate per servizi di rappresentanza e di ordine pubblico. Un applauso alla Polizia a Cavallo, all'Egea, alle guide equestri e ancora in questo periodo la polizia a cavallo è stata utilizzata in particolare per il controllo urbano e suburbano per il contenimento della pandemia. Quindi un applauso grossissimo alla Polizia a Cavallo. Abbiamo l'Egea, abbiamo anche l'associazione Natura a Cavallo. Ecco che entrano le prime carrozze, vi dicevo, un pimpante Agni con un American in legno naturale guidato da Alberto Dosi e seguito da una dottorina, una carrozza che ha che deve il suo nome al fatto che veniva utilizzata dai dottori e dai veterinari per correre a chiamata da una cascina all'altra, da una casa all'altra per curare i malati, e quindi dotata, come vedete, di capote, perché il dottore o il veterinario dovevano muoversi con qualsiasi tempo. Ed ecco invece abbiamo ancora Massimo Castrini con il suo bellissimo frisone, viene dal Veneto, anche lui ha una carrozza in legno naturale, notate, e poi abbiamo un altro frisone elegante di Giampaolo Taino che viene dalla provincia di Cremona con un Duc de Dam, e questo nome, Duc de Dam, è un nome particolare, deriva dal fatto che bisogna che questa carrozza porti una signora, perché vedete che è molto aperta sui lati per far vedere i begli abiti delle signore. Ed ecco il military di Claudio Ongaro. Il military era una carrozza militare. Poi abbiamo la Break Wagonette della signora Ramona Bigatto che viene dal Piemonte con un grande comptoir che era usato una volta come cavallo da lavoro, ma oggi è un cavallo da diporto. A seguire il break di Leonardo De Pascalis che viene dalla Puglia con un bellissimo cavallo murgese, una razza italiana. E poi abbiamo Giuliano Vanni dalla provincia di Monza Brianza con una tabacchiera in legno naturale, un Phaeton siamese per Giuseppe Usai, carrozza che ha la più antica carrozza che abbiamo qui in piazza, che è della prima metà dell'Ottocento. Vedete che è trainata da una famiglia di lusitani. E poi dalla Svizzera Albert Sporradli che viene con una pariglia di French Montaigne, bellissimo finimento, una carrozza, anche questa è una tabacchiera molto elegante che ha restaurato con le sue mani. Quindi ed eccoci una pariglia di cavalli ungheresi, e poi una pariglia di KVPN di Giancarlo Russo. E qui abbiamo un'altra pariglia della provincia di Milano di Luigi Spatuzzi. Phaeton siamese è una carrozza molto particolare, una carrozza che Bugatti adorava, e questa carrozza è di produzione piemontese e risale alla prima metà dell'Ottocento. La signora Stefania in carrozza con anche il cagnolino di casa, e quindi come ogni anno la presenza quest'anno è stata particolarmente premiata per Giuseppe Usai, che è immancabile nelle varie fiere cavalli di Verona. E parte appunto agli Arontacchi con l'Arena.